Cosa pensa dello sciopero? E Cioè, lei ha capito bene i motivi? non ho capito bene, non sono molto Non è molto chiaro. in merito, no, mi dispiace. Code alle pompe di carburante, atmosfera tesa tra i gestori delle stazioni di rifornimento per lo sciopero dei benzinai che il governo ha cercato di far revocare in extremis con una riunione convocata nel pomeriggio a Roma. Una riunione convulsa che dopo quasi 4 ore non ha convinto del tutto i benzinai. Al termine, infatti, la sigla FAIB Confesercenti ha ridotto lo stop da 2 giorni a 1 fino alle 19 di domani, mentre le altre sigle hanno mantenuto i 2 giorni di stop. 2 giorni confermati anche dall'associazione gestori carburanti che rappresenta la grande maggioranza degli impianti della provincia di Treviso. I gestori lanciano 2 accuse al governo, respingono al mittente le accuse di speculazione e contestano i cartelli con i prezzi medi, eccessive poi le sanzioni in caso di violazione. Ma anche gli automobilisti, in coda per tutta la giornata, hanno le idee confuse. Cosa pensa di questo sciopero? Che fanno solo per prendere soldi e basta. Ma secondo lei c'è colpa anche dei gestori o sono più le compagnie? Le compagnie penso, sì. Lei sta facendo benzina perché ovviamente deve poi lavorare, quindi le serve per i prossimi 2 giorni. È vero, sì. Ha notato che i prezzi si continuano ad alzare? Ma un pochino sì. I prezzi li vede aumentati o no? Un po' sì. Si ha capito soprattutto i motivi? Non sono completamente a conoscenza di quelle che sono le ragioni, penso che siano ragioni che stiano da una parte e anche dall'altra. Sullo sciopero lo subiamo e di conseguenza ci stiamo attrezzando. Vede prezzi aumentati lei? Beh, assolutamente sì. Non credo che si abbasserà il prezzo questi giorni qui, perché ci sono stati dei notevoli aumenti. È qui che il governo dovrebbe ficcare il naso. Andiamo a vedere gli aumenti, andiamo a vedere questi benedetti prezzi internazionali, vedere chi li manipola, e allora lì il governo dimostrerebbe molto coraggio, perché lì va a toccare tasche ed interessi che non sono quelli dei 4 gatti, mi perdoni, dei benzinai.